Brick OK, il fai da te a Forlì, presenta le nuove offerte. Il bello del giardino. Salotto Valencia 169 euro. Gazebo rettangolare con tende 289 euro. Set veranda 69,99 euro. Tenda barra quadra 99 euro. Dondolo 59. Ombrellone rotondo a braccio 54,90 euro. Barbecue a valigetta 44,95 euro. Barbecue Monterey 169 euro. Carrello a volgitubo accessoriato 44,95 euro. E poi tante idee arredo giardino, giochi per bambini, irrigazione, tende da esterno, barbecue, illuminazione da esterno, macchine da giardino di ogni tipo, accessori per il bagno, casa, zanzariere e pittura. Vi aspettiamo da Brick OK a Forlì. Banca Mediolanum, ufficio dei consulenti finanziari, via Gramsci 3/2 a Lugo. Terza edizione di Vin Lugo, la prima manifestazione lughese dedicata esclusivamente al vino che si è svolta nel Pavaglione da venerdì 31 marzo a domenica 2 aprile. Vin Lugo è un'idea di Maria Carlotta Pocaterra realizzata in collaborazione con i volontari della Proloco di Lugo e con il patrocinio dell'amministrazione comunale. Tra le attrazioni al Pavaglione non sono mancate specialità enogastronomiche con numerosi punti per lo street food, musica e iniziative anche per i più piccoli. Il pubblico ha potuto degustare i vini delle 35 cantine che hanno aderito all'iniziativa, il tutto accompagnato da taglieri di salumi e formaggi, cappelletti, hamburger, patatine fritte, panini, pesce, cioccolate e tanto altro. Le attività commerciali aperte con le vetrine illuminate hanno fatto poi da cornice all'evento. Jazz, musica classica e DJ set, inoltre si sono alternati in performance sino a tarda sera. Tra le novità di quest'anno il punto sommelier con il sommelier Maurizio Brasini. Una bellissima esperienza questa del 2017, un pavaglione pieno sin da ieri, numeri inaspettati che hanno già superato quello che era il sabato dell'anno scorso, quindi un venerdì che è diventato sabato, chissà cosa diventerà questo sabato. Una bellissima esperienza, dicevo, che ha portato così tanta gente, quindi l'essere abbracciati dalle presenze è la cosa che più gratifica i volontari. Io sono un volontario come tutti gli altri, senza tutti i volontari della Proloco di Lugo non si riuscirebbe a fare questa. Un grazie particolare va sicuramente a Maria Carlotta Pocaterra che ha avuto quest'idea, ha scelto noi a braccetto per realizzarla, noi l'abbiamo colta e abbiamo creato questo evento che può essere, direi, memorabile. È nata perché io ho abitato un po' fuori Lugo e quando sono tornata ho trovato un centro storico completamente morto. E credo che il vino sia alla base comunque della nostra tradizione non solo romagnola ma italiana, che possa conciliare il piacere anche di stare insieme sia fra amici che in famiglia, esclude completamente il cellulare perché se tieni in mano un calice non riesci a tenere in mano il cellulare, quindi porta finalmente a parlare le persone. E quindi sono andata da Mauro e Cristiano, gli ho parlato della mia idea, mi hanno dato appoggio al 100%. E devo essere grata anche a Mediolanum perché è stato l'unico sponsor che siamo riusciti a trovare per la prima edizione che abbia creduto in noi con una sponsorizzazione davvero importante, e ogni anno stiamo cercando di fare crescere questa manifestazione rendendola sempre migliore per tutti quelli che vengono. Quest'anno abbiamo anche gente che viene da fuori prenotando negli hotel, è un orgoglio. Vado al Vinitaly, vado a visitare cantine, insomma, da amante del vino, e non sono una professionista perché non sono sommelier, però lo amo molto, penso che se una persona ha passione può riuscire a trasmettere anche agli altri questa sua passione. Ne approfitto per chiederti, da donna, preferisci il vino bianco o il vino rosso? Io sono un amante delle bollicine bianche, adoro anche il Lambrusco, che è un vino che per tanti anni è stato sottovalutato e adesso in Italia, soprattutto all'estero, sta vendendo tantissimo. E ho rivalutato alcuni rossi perché durante la manifestazione ho provato a degustare dei rossi novità e devo dire che veramente anche nel rosso in Italia sono veramente molto forti. E tu, vicepresidente, se potessi avere qualche attimo di tempo per poter degustare un buon vino, cosa sceglieresti, Cristiano? Bollicine, se la Carlotta dice bollicine, è bollicine.
Assolutamente. Come trovi l'accoglienza dei food truck e dei finger food che voi avete ospitato qui all'interno del pavaglione, oltre che le cantine, nei confronti di chi approccia Vinlugo? Il volontario ha un ripago solo, il grazie, e mi emoziono. Quando stamattina abbiamo fatto il giro del pavaglione, tutti ci hanno inseguito dicendo grazie ragazzi. Più di così cosa vogliamo? Io direi che siete bravi ragazzi, io metterei la prima mano, chi è che segue la mia? E diciamo tutti e quattro assieme, viva Vinlugo! È un'iniziativa nata dalla valorizzazione dei prodotti del territorio, quindi valorizzare il vino e i cibi del territorio, che però ha portato a ingrandirsi il coinvolgimento di tutta l'Italia, non solamente dei vini romagnoli. La Romagna, come ben sappiamo, ha una bellissima terra che sull'enogastronomia ha veramente tanto da dare. Questi vini hanno fatto da collettore a tutti gli altri e hanno creato quindi questo modo diverso di vivere il pavaglione in un salotto in centro, degustare, assaggiare le qualità dei vini, quindi non sono qua per bere, sono qua per degustare, per sentire veramente l'essenza, il sapore e la gioia nel gustare qualità, soprattutto nel vino, accompagnato assolutamente da quello che è il cibo, quindi la gastronomia romagnola fa scuola in tutto il mondo e associata quest'anno ai track food ha creato veramente un binomio perfetto, quindi le persone vengono al pavaglione per degustare, assaggiare i vini, bere anche tutte le altre bevande, perché abbiamo un corredo di commercianti soprattutto nei bar e nelle osterie che sono bellissimi qui in centro, e questo ha portato quindi a godere il pavaglione in tutti i sensi. Le cantine che sono presenti quest'anno sono 35, ci sono, come dicevo prima, cantine romagnole, cantine del Veneto, cantine del Franciacorta e quest'anno anche uno champagne che viene dalla Francia. Non abbiamo dimenticato però nemmeno le isole, perché c'è anche un vino siciliano, una cantina siciliana che propone vini tipici della Sicilia, quindi stiamo comprendendo tutta l'Italia e fino ad arrivare oltre l'Italia alla Francia. Non potevamo aspettarci di meglio. È stata bellissima l'emozione di cambiamento. Siamo passati dalle prime 2 edizioni in cui eravamo più noi a contattare le cantine, si è invertito il tutto, ora sono le cantine a voler venire a Vinlugo, perché veramente Vinlugo è un modo di proporsi al territorio, alle famiglie di Lugo e dintorni, e questo porta sicuramente un vantaggio per la cantina, perché vengono conosciute e soprattutto conosciute nel modo migliore, quindi degustando e veramente assaggiando il vino. Normalmente le cose più richieste sono: che cosa mi consigli, cosa posso bere, qualcuno che chiede informazioni relativamente a vini, non so, siciliani, il vitigno, che cos'è il vino dell'Etna o quant'altro, però diciamo molto pochi. I più giovani cosa le chiedono? Beh, i giovani dipende, vini rossi molto strutturati normalmente, cioè piacciono le cose strong. Invece la donna predilige la bollicina? Sì, anche il rosato è molto amato dal pubblico femminile. L'automobile sportiva con downtown di gioventù. Noi siamo consci che la vita di una città è soprattutto il commercio, e quindi proprio per questo abbiamo creato un evento che potesse valorizzare questa magnifica cornice del pavaglione, che è anche un centro commerciale. Le attività del pavaglione hanno risposto in modo positivo, accendendo le vetrine, addirittura aprendo negli orari delle loro chiusure. Questo ha portato sicuramente un indotto naturalmente più sensibile verso le attività che fanno somministrazione, quindi i bar e i ristoranti, ma anche una grande visibilità anche per tutti gli altri negozi che hanno quindi mostrando le vetrine, fanno vedere i loro prodotti. Il pavaglione, grazie a questi eventi, sta respirando. Sicuramente Vinlugo è il più grande evento come numeri sicuramente, ma anche come tipologia, perché le persone che sono a Vinlugo sono persone che vengono a degustare, quindi hanno tutto il tempo di guardarsi attorno, di ammirare
gli oggetti in vetrina e quindi di godere l'altissima qualità del pavaglione e del commerciante del pavaglione. Non dimentichiamo che il pavaglione è forse un'idea settecentesca del centro commerciale, quindi l'idea primordiale, e ha raccolto nei suoi secoli di esperienza delle attività di grandissimo spessore, di grandissima qualità. Queste sono sicuramente molto belle, ma bisognano di una clientela attenta, di una clientela che assapori, valorizzi e veda quello che nelle realtà c'è, quindi non si ferma alla superficialità ma cerca la qualità. Il sistema è molto semplice, il cittadino che ci affianca, ci vuole abbracciare, viene qui, acquista il kit che è praticamente composto da taschina, calice e dei ticket di degustazione. Con questi ticket può girare il pavaglione, assaggiare tutti i vini che sono presenti, scegliendo lui semplicemente la qualità, la tipologia e quindi in totale libertà a seconda dei gusti personali. Finiti i ticket di degustazione può comprare ricariche, quindi può degustare non solo un giorno ma anche 2, 3 o anche più volte in una sera, e finito l'evento rimarrà a ricordo la taschina e il calice che potrà portarsi a casa, sperando con un bel ricordo. Ecco, ci sono anche delle degustazioni dedicate ai bambini, però di succhi di frutta, mi pare di aver capito. Sì. Questo grazie alla collaborazione di Valfrutta con Serve Italia abbiamo potuto aprire questa degustazione ai bambini. Villugo, dicevamo prima, è per tutti, quindi non solo per i grandi ma anche per i piccini e soprattutto per le famiglie, e noi abbiamo chiesto alla famiglia di non dividersi per un bel evento ma di rimanere unita, quindi i genitori possono venire a gustare e a degustare il vino, intanto che i bambini, uguali a loro, che è poi l'aspirazione di tutti i piccoli, sono bimbi grandi, quindi hanno anche la loro taschina uguale a quella dei genitori. Per sicurezza gli viene dato un calice di plastica in modo che non si possano fare male, e potranno degustare anche loro, in questo caso perché no, la cosa più salutare che esista, prodotta nel modo migliore, cioè da Valfrutta. Consigliare una cantina sarebbe sbagliato perché sono veramente tutte di altissima qualità e stanno dando tutto il loro meglio. Come Proloco abbiamo fatto una ricerca, come è nostro uso, e quest'anno abbiamo l'onore di avere un Franciacorta che porta il nome di Ricci Curbastro. La famiglia Ricci Curbastro, che è di Lugo, si è estesa, si è trasferita, hanno la sede quindi nel Franciacorta, producono vini là, è una cantina di pregio, e abbiamo avuto l'onore di averla proprio per il trascorso. Ricci Curbastro per Lugo hanno fatto tanto, sono state persone importanti, hanno fondato un convento che è quello dell'Ancelle Sacro Cuore, che non vogliamo dimenticare, e quindi il nome Ricci Curbastro per noi era importante, abbiamo avuto l'onore di poterlo ospitare anche a Villugo. Tutte le altre cantine sarebbero da nominare tutte allo stesso valore, quindi tutte nello stesso istante sarebbe un torto dire che una è meglio, una è peggio, dirla prima o dirla dopo. Siamo veramente felici della loro presenza, speriamo in un 2018 organizzato ancora meglio. La gente potrà divertirsi comunque, anche se astemia, perché sono offerti gli spettacoli, e quindi lungo tutto l'evento di Villugo gli spettacoli sono gratuiti, potranno essere quindi gustati da chiunque, da tutte le famiglie, anche se non degustano, ma si vogliono godere giustamente il centro di una città così bella come il Pavaglione Lugo. Il ringraziamento particolare va a Banca Mediolanum, che da 3 anni ci appoggia in pieno in questo evento e l'ha fatto veramente crescere. Grazie a loro se siamo arrivati a questo livello. Quest'anno dobbiamo ringraziare anche BTS, Lavorazioni Meccaniche di Solarolo, che ha contribuito alla realizzazione di Villugo, e Ravenna Motori, che ha deciso di utilizzare questa vetrina per avvicinare i giovani ai loro prodotti e alle loro macchine. Grazie a loro se Villugo può essere così bella e così ben curata. Un grazie anche all'amministrazione che ci ha sostenuto, ci ha aiutato nell'organizzazione, ha fatto di tutto per rendere questo pavaglione al meglio e far sì che fosse gustato da tutti i cittadini. Grazie a tutti, soprattutto a tutti i volontari, senza i quali Villugo non potrebbe esserci. E grazie al presidente Mauro Marchiani, che ovviamente è sempre in prima fila per questi grandi lavori. Mauro, vedo che ti stai anche commuovendo. Sì, perché vedere tante persone che lavorano con lo scopo di promuovere la propria città dà veramente gioia, e quindi vedere Lugo così bella, così viva, è una gioia che penso sia difficilmente ricreabile. Mauro,
avevo dimenticato i mercatini di Pasqua, perché qui non finisce. Insomma, dopo Villugo la settimana successiva i mercatini di Pasqua, Ovvero sotto il pavaglione animeremo il pavaglione con la presenza dei creativi, gli hobbisti creativi, che sono persone fantastiche che dedicano la loro vita alla ricerca del bello e con le loro mani creano oggetti per la casa, oggetti per le persone, oggetti unici perché sono fatti dall'intelletto e dalle mani dell'uomo e quindi ogni oggetto non può essere uguale all'altro. I mercatini di Pasqua quindi vi aspetteranno per 2 sabati, come tipico della Proloco, quindi il sabato e non le domeniche, perché giustamente la domenica è il giorno di festa dedicato alla famiglia per tutti, compreso per i commercianti, e invece il sabato è un giorno dove poter fare un commercio elegante, bello, in cui sotto il pavaglione si può passeggiare, guardare cose carine da comprare, da regalare, in questo caso i mercatini di Pasqua proprio come regalo per la Pasqua, e poi godersi anche magari fare shopping, uscire con una borsa, guardare qualcosa diciamo di bello da potersi vestire, da poter gustare.